Signore e signori, eccellenze, stimabilissimo pubblico, sono ancora il vostro sacco truffaldino? Sì! Posso entrare? Sì! È permesso? Sì! E allora, io vi ho portato la magnifica, la più artistica, la più comica, l'ineguagliabile compagnia che si sia mai vista nella città di Bergamo. Signori e signore, attenzione, attenzione! La commedia che andiamo a rappresentare vedo ha per titolo Il Re Cervo ed è dovuta alla magistrale penna del conte Carlo Gozzi, che ancora una volta ci ha dato una meravigliosa, eccezionale commedia con maschere, lassi, improvvisazioni, ingredienti per dame, ingredienti per cavalieri. E adesso vado a presentarvi i miei straordinari comici. Chi non conosce, no, ditemi la verità, chi non conosce la meravigliosa, la grande, inimitabile Dora Rizzi! Momolo, che fai? Corri, poltrone! Vengo, illustrissimo! Eccomi, sono qua! Muoviti, su! Faremo tardi. Vorrei arrivare a Bergamo in tempo per veder Dora recitare. Gentilissima damisella, a voi servo affettuoso, io qui mi presento. Sono qui venuto a portarvi un ricchissimo presente. Una novità, una nuova novità, una nuova novissima novità. Una novità eccezionalmente nuova, tanto nuova che sembra una novità. Niente altro che i tuoi presenti e le tue sciocche goffaggini ridicole. Departi. Departi io? Ma il mio dono è un pappagallo. Un bel pappagallo, il più virtuoso pappagallo mai uscito da un seminario. Oh, valle, servo infortuno, e teco porta i pappagalli fuori. Crescono le tirannie, misera me, già attendo sopra il capo mio sciagure che avran fine con la morte mia. Oh, me infelice, quali confusi dubbi mi travagliano. Ah, caro padre, ah, caro mio fratello, qual colpa avete voi perché io più non possa amar lo sposo come pria l'amava?